TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La CNA di Castelfranco Veneto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ildo Pettenon, figura storica dell'associazione, venuto a mancare la scorsa settimana all'età di 84 anni. Titolare di un'impresa edile, residente a Ramon di Loria, Ildo Pettenon è stato prima consigliere di CNA Castelfranco Veneto dal 1978 al 1992, per poi diventare presidente per 10 anni consecutivi, dal 1992 al 2002. Nel 2007 è stato rieletto presidente per un altro mandato fino al 2011. Sotto la sua presidenza, l'associazione di categoria artigiana ha seguito un importante percorso di crescita e sviluppo dei servizi, arrivando alla scelta di acquistare l'attuale sede di Via delle Querci nel 2000. Una scelta storica con cui ce ne ha trovato finalmente una a casa dopo decenni di sedi in affitto. Nel periodo da presidente castellano, Pettenon è stato anche componente della direzione provinciale della CNA trevigiana. I funerali saranno celebrati domani, martedì 9 settembre alle ore 15:30 alla chiesa parrocchiale di Ramon di Loria. Parliamo di sanità. Cambia i vertici del presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier. La dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, già direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, è il nuovo direttore sanitario della casa di cura. Subentra il dottor Ugo Coli, ricoprirà anche l'incarico di direttore generale. La dottoressa Bonavina vanta una lunga esperienza in posizioni di responsabilità nel sistema sanitario veneto. Il mondo della sanità è per me un ambito da sempre noto e familiare. È la mia vita, commenta la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina. Sono onorata di assumere questo incarico e sono certa che, grazie a una stretta collaborazione con la direzione, il team esistente e tutti i collaboratori potremo raggiungere nuovi importanti obiettivi. Questa struttura rappresenta già un punto di riferimento solido per il territorio e il mio impegno sarà quello di mettere a disposizione le esperienze acquisite in tanti anni di operatività nel settore per valorizzare e implementare ulteriormente il lavoro che è stato svolto fino a oggi, conclude il direttore sanitario del presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier. Cambiamo argomento. A partire da martedì 9 settembre, nell'ambito dei lavori di realizzazione della fognatura nera nel quartiere di San Liberale, da parte di Alto Trevigiano Servizi, proseguiranno i lavori di asfaltatura iniziati nello scorso mese di luglio. In questa fase di lavoro gli interventi riguarderanno via Toscana, via Lazio, via Liguria e via Emilia. A completamento di ogni singola fase, dopo un breve periodo di assestamento del conglomerato bituminoso necessario per la corretta adesione della vernice, sarà realizzata la segnaletica orizzontale finale. Le restanti vie del quartiere che sono state interessate nei mesi scorsi da scavi e lavorazioni saranno completate nel mese di ottobre. In tutte le fasi del cantiere sarà sempre garantita l'accessibilità a frontisti e residenti. Voltiamo pagina. Parliamo di Angela Dalla Mora che nasce il 7 settembre 1923 a San Zenon di Sospirolo in provincia di Belluno, ultima di 4 fratelli. Una vita, la sua, caratterizzata da molte difficoltà e sacrifici. A gennaio 2021, all'età di 97 anni, Angela diviene ospite prima di Casa Binotto per poi passare alla casa di soggiorno prealpina, strutture del gruppo Prealpina Residenze per anziani di Cavaso del Tomba. Angela si è subito fatta conoscere per il suo carattere forte e diretto e per la sua enorme sensibilità. I suoi racconti animano tutt'oggi la vita della struttura. Quando lavorava presso il centro Don Paolo Chiavacci per risparmiare il costo del biglietto della corriera, Angela ci andava a piedi. Ancora oggi Angela è un'abile solutrice di giochi e crociverba, scrive poesie, brevi racconti ed acrostici. Il suo spiccato interesse per il sapere e la cultura è ancora molto vivace. Ieri, alla casa di soggiorno prealpina di Cavaso, si è svolta la festa di compleanno per i suoi 102 anni, con i familiari, gli amici, il personale e la dirigenza della struttura. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.